Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti in una nuova puntata del Salotto di Pamela. Colgo l'occasione per salutare il nostro pubblico da casa che ci sta guardando in questo momento e soprattutto anche a salutare le persone che ci stanno guardando da tutto il mondo, da streaming, direttamente da streaming, dal telefonino, dal computer, e saluto anche i brasiliani che ci guardano molto spesso, non ci scrivono quando sarà la prossima puntata per sapere un po' tutto come sta andando in questo momento appunto del Salotto de Pamela. Saudações a todos os brasileiros que estão seguindo a nossa puntata nesse momento maravilhoso, nesse momento maravilhoso do Salotto da Pamela. Bene, siamo pronti per iniziare. Intanto colgo l'occasione per dirvi nuovamente, per chi non ha seguito la prima puntata, questa è la seconda, e colgo l'occasione appunto di ringraziare anche Paper Eco SRL di Casale sul Sile per aver creato e realizzato questo salotto incredibilmente ecosostenibile e ecologico soprattutto. Ma bandi alle ciance, partiamo subito con la presentazione dei nostri ospiti. Partiamo con il primo ospite, che ovviamente la presenteremo insieme, la conosceremo tutti insieme. Abbiamo qui con noi la titolare di MZ, agenzia di disbrigo pratiche. Lei è Marina Zanini. Buonasera, signora Marina. Buonasera a tutti. Poi abbiamo con noi Massimo Cerbarano, lui è titolare dell'azienda L'Artigiano del Libro con la propria attività nella provincia di Padova. Come terzo ospite dopo abbiamo Renato Povelato, Buonasera. Lui è presidente dell'Associazione Sovranazionale del Popolo Veneto. Buonasera signor Renato anche a lei. Direttamente da Jesolo abbiamo lui Gianfranco Moro con i suoi meravigliosi club sandwich. Voi ancora non state guardando che lì ho visto già una piastra, ho il porro che viene adesso, l'odorino del porro che tutti amiamo, anche la soppressa. Io scommetto, Gianfranco, che qui questa sera avremo una new entry di Club Sandwich. Abbiamo una new entry dedicata proprio a questa trasmissione qui. Fantastico, fantastico, non vedo l'ora appunto di assaggiare. Partiamo allora con la prima domanda, ma prima di tutto, prima di cominciare, ovviamente la musica, la festa, il divertimento nel mio salotto non può mai mancare, perché sono venuti proprio loro. ABC Dance e i suoi ballerini che ci balleranno un valzer, ci balleranno tante di quelle cose che sarà davvero davvero a divertirsi. Quindi rimanete qui con noi, che adesso partiamo con la domanda dei primi nostri ospiti, conosceremo insieme la loro attività. Marina Zanini, titolare di MZ, agenzia di sbrigo pratiche. Io so che l'agenzia, signora Marina, nasce con l'obiettivo di semplificare la burocrazia, giusto? Sì, esattamente. La mia agenzia è nata proprio per quello, per supportare i commercialisti, le aziende e anche i privati cittadini in quella che è la burocrazia che tutti i giorni abbiamo praticamente. Io mi occupo essenzialmente di fare tutte quelle pratiche che una volta si facevano cartacee, si andava in Camera di Commercio con i plichi, in carta, per depositare il bilancio. Adesso viene fatto tutto in telematico, quindi io mi occupo di praticamente fare tutte quelle pratiche telematiche in Camera di Commercio, in agenzie entrate, ai comuni per le aperture magari di una nuova attività, e agenzie entrate per l'apertura delle partite IVA, comunicazioni varie, in Camera di Commercio la stessa cosa, tutto quello che segue, diciamo, l'azienda, una ditta individuale, una società, e tutto, diciamo, il pacchetto completo. Io aiuto soprattutto i commercialisti, il mio, diciamo, principale aiuto è quello di supportare soprattutto i commercialisti. Poi ho una parte anche dedicata al tribunale con gli avvocati, ma è una cosa secondaria. Però. Sì, diciamo che la salvezza di tutti i lavoratori, tutti i dipendenti, che comunque aiuta a semplificare
quel magari metodo che prima ci mettevi un sacco, magari manda carte di là, manda email. Esatto. Adesso diciamo che è tutto più semplificato, Sì. sembra più semplificato perché si fa tutto in telematico con un computer, ma in realtà non è proprio così, perché i programmi sono diversi, da un comune all'altro ci sono normative diverse. Qui a Venezia ad esempio abbiamo il discorso del centro storico, che non si possono aprire attività, perciò bisogna essere anche al passo con la nuova normativa. Assolutamente. Ma torniamo un attimino indietro, brevemente, mi racconti com'è nata la sua agenzia? Allora, io ho lavorato tanti anni presso uno studio di commercialisti dove ho praticamente imparato un po' tutto, dalla parte contabile, amministrativa e tutto quello che segue questo tipo di adempimenti che adesso faccio io. Poi nel 2014 sono stata licenziata perché c'è stata quella crisi che è arrivata poi qua da noi un po' in ritardo, ma poi è arrivata, quindi siamo stati licenziati in tanti in quel periodo lì e mi sono dovuta reinventare perché mi sono trovata a 40 anni con un bambino piccolo e nessuno praticamente ti assumeva. C'era un po' un periodo della crisi, ma anche Sì. proprio per l'età che avevo e per il bimbo piccolo. E quindi ho dovuto reinventarmi, ho detto ci provo a mettere al servizio delle aziende quello che ho imparato in tutti gli anni che ho lavorato in questo studio di commercialisti. E i primi anni non è andata benissimo, cioè riuscivo a malapena a pagare, diciamo, le spese che uscivo con l'auto per andare in giro, le spese dell'ufficio, l'affitto, eccetera. E poi invece un po' alla volta mi sono fatta conoscere, perché bisogna anche che le persone ti diano fiducia, ti riconoscano il lavoro che fai e quindi la fiducia te la riconoscono lavorando con te, ok? E un passaparola tra i vari studi e adesso sono arrivata ad un buon punto della mia agenzia in cui lavoro veramente tanto, ho diversi studi con cui collaboro e sono contenta. Bene, veramente. sono Mi sono proprio contentissima. realizzata, sono molto contenta. Immagino anche che il nostro pubblico, chi si segue da casa, sa cosa significa, sa molto bene anche quello che ha passato e veramente gli faccio i miei vivissimi complimenti perché è riuscita ad Grazie. arrivare fino a qui. Purtroppo nella vita bisogna prima fare tanti sacrifici per poi riuscire a raggiungere gli obiettivi. Esatto. Ma siamo persone che comunque non ci stanchiamo mai, diciamo, del monotono, non riusciamo comunque, come lei, anche signora Marini, cerca di crescere sempre di più, ogni giorno sempre In di più. continuazione, sì, infatti adesso sono vicepresidente della CNA di Venezia settore donna, Fantastico. dove aiuto praticamente l'imprenditoria femminile. Bravissima, Con la mia complimenti. esperienza. Allora passiamo al secondo ospite perché purtroppo prima parte bisogna essere un pochino veloce perché abbiamo anche la musica, il divertimento, i nostri ballerini. Passiamo a Massimo Cerbalano, lui è titolare dell'azienda L'Artigiano del Libro. Io, signor Massimo, sono andata anche a cercarla su Google per sapere un po' quello che ha fatto. Diciamo anche che lei ha una bella storia perché è stato in televisione. Non so se adesso anche continua a lavorare appunto in TV, so che ha fatto Zelig, Mediaset, e ha molte altre, appunto ha partecipato a molte altre sponsorizzazioni, no? Sì. Ci spieghi un po' lei? Sì, meno Chi di è? prima alla TV, perché io sto dedicando ormai la quasi totalità del mio tempo e delle mie energie a questo progetto, che sono appunto i libri personalizzati, come avevi detto tu, Sì. L'Artigiano del Libro. E quando in genere dico mi occupo di libri personalizzati, la risposta è sempre E che cosa si intende? Allora io non rispondo direttamente, ma faccio sempre un esempio pratico, cioè tutti noi che abbiamo conosciuto delle persone che quando gli chiedi come va, molto spesso ti rispondono: guarda la mia vita, guarda, mamma mia, Disastro. è un disastro, uno sfacelo, ci sarebbe da scrivere un libro. Più o meno tutti abbiamo detto questa cosa, però tempo, non sai come si fa, non hai tutta la dimestichezza e le conoscenze, ed eccomi qua. Io sono per risolvere questo piccolo gap che c'è. È un servizio che è originalissimo perché non esiste al momento un servizio del genere e a me basta veramente pochi indizi Sì, e io per scrivere una storia, scrivo la storia, la compilo, ci metto anche le illustrazioni e consegno il libro stampato e finito. Ecco, quindi può essere usato come regalo, all'inizio è stato pensato come regalo per i bambini, ma poi mi sono arrivate tante richieste anche da mogli che volevano regalare il libro ai mariti per festeggiare i 10 anni di matrimonio.
da mamme appunto per regalare i figli per il superamento di un esame o quant'altro, ma anche per le aziende. Tante aziende mi stanno chiedendo il libro che racconti la storia di questa azienda, appunto molto spesso anche un libro che ho portato qua, racconta la storia di un operaio qua vicino di Spinea che aveva questo sogno di mettere su un'azienda di intrattenimento, era operaio e poi ci è riuscito, ha detto adesso che ho messo su l'azienda voglio anche il libro e ha fatto anche il libro. Fantastico, quindi lei riesce a ricavare da una semplice foto un fumetto, diciamo, o una foto fumetto, come funziona, allora, come sono le immagini? Sì, in realtà esatto, decide il cliente se vuole o no le foto, se vuole o no le immagini. E è il cliente che mi dice o che mi dà le foto oppure non me le dà, per cui sì, generalmente però le foto me le dà e io riesco a stampare quelle che chiede il cliente, o le indicazioni, mi dà 2 righe o mi dà un foglio A4 pieno di nozioni. Più nozioni ho, chiaramente vado meglio a espandere quello che è il contenuto, se no se ho una sola foto o solo 2 righe mi farò bastare quello che ho. Infatti sono molto curiosa di guardare un attimino anche i suoi libri, perché è una cosa veramente interessante, anche come regalo di Natale, sì. Molto molto carino come cosa che appunto è riuscita a fare, a creare. So che appunto anche la sua azienda nella provincia di Padova, però dopo chiederò appunto altre domande anche soprattutto per poterla contattare, che dopo andrò a vedere un attimino anche il libro, di cosa parla, che sono veramente curiosa. Passiamo al terzo ospite, abbiamo Renato Povelato, presidente dell'Associazione Sovranazionale del Popolo Veneto. Per chi non la conosce, signor Presidente, può presentarsi e raccontarci brevemente chi è e di cosa si occupa soprattutto, no? Sì, allora, innanzitutto buonasera a tutti. Noi come associazione prendiamo praticamente un percorso di difesa del popolo veneto. Sì. Del popolo veneto inteso come popolo del territorio, però anche dei veneti. Per esempio, prima lei accennava il Brasile, ci sono tantissimi veneti anche in Brasile, infatti la nostra associazione si chiama Associazione Sovranazionale del Popolo Veneto, proprio in rappresentanza di tutti i veneti, dove non solo nella regione Veneto ci sono 5 milioni in regione Veneto, ma in tutto il mondo ce ne sono altri 15 milioni. Quindi noi cerchiamo di rappresentare tutti i veneti nel mondo. Facendo cosa? Beh, tutelando la propria, in primis, la lingua, l'origine ovviamente del popolo, la storia, quindi la cultura e l'identità, ma soprattutto dal 2015 abbiamo iniziato un percorso di andare anche praticamente dove si fanno le leggi a livello internazionale, e questo è l'ONU. Infatti leggo anche 2 articolini dello statuto dell'ONU anche per far capire, perché soprattutto anche nelle televisioni, nei giornali non si parla di questo percorso e soprattutto non si parla mai di leggi internazionali, di trattati internazionali. Beh, innanzitutto c'è anche la Costituzione che afferma questo diritto come popolo. Infatti dice che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale, generalmente riconosciute. Quali sono queste norme? Ce ne sono diverse che parlano praticamente dei popoli, in difesa dei popoli, però leggo le due più importanti. Tra l'altro nella parte prima, l'articolo 1 dello Statuto dell'ONU dice questo: tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale. In difesa poi di questo articolo c'è il terzo, articolo 3. Gli Stati parte del presente patto, quindi tutti gli Stati appartenenti all'ONU, debbono promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite. Quindi abbiamo queste normative che parlano sempre di popolo, perché c'è una diversità tra il popolo e lo Stato, perché lo Stato praticamente cos'è? È un contenitore dove ci sono diversi popoli. Però all'interno di questo Stato, per esempio io faccio sempre l'esempio della Svizzera, in Svizzera è uno Stato unitario con una bandiera, con praticamente tutti quanti uniti che si riconoscono in questo Stato, però per esempio l'ONU è a Ginevra c'è il cantone francese, si parla in francese, nel cantone tedesco si parla in tedesco,
Nel cantone italiano, Lugano, nella zona di Lugano, si parla in italiano, però tutti quanti si sentono svizzeri. Però nella loro regione, nel loro territorio, sono loro a livello proprio di popolo, di territorio, che si amministrano il proprio territorio. È una cosa che per esempio qui in Italia manca, ma ci sono anche altri esempi, ci sono tantissimi altri stati in Europa federali. Qui in Italia manca questo, diciamo, lasciare un po' al territorio, invece che essere comandati e soprattutto mandare tutte le tasse a Roma, poi è Roma che decide come distribuirle. Noi invece vogliamo che sia l'inverso. Il territorio deve produrre, una parte delle risorse che produce il territorio deve fermarsi assolutamente e deve essere gestito dal territorio. Infatti so anche che a livello internazionale, anche in sedi come l'ONU, viene discussa molto anche il discorso della lingua veneta, no? Certo. Che dopo appunto ne andremo a parlare come prossima domanda. Passiamo a Gianfranco Moro dell'Associazione Club Sandwich a Jesolo, quindi direttamente da Jesolo è venuto qui da noi. Mi ha portato il sole. Assolutamente sì. Infatti non vedevo l'ora di riassaggiare i suoi club sandwich. Io, come ho sempre detto, Gianfranco, lei è proprio uno dei migliori a creare, perché Grazie ci mette mille. sì amore, ma soprattutto anche passione e anche innovazione. Dai, mi racconti un po' cosa ha fatto in questo periodo? Ha fatto qualcosa magari di nuovo? Vuole raccontarci magari qualcosa in programma? Allora, diciamo di scoppiettante potrebbe essere che dall'ultima volta che ci siamo visti il Club Sandwich del Doge ha portato a casa un grandissimo riconoscimento da parte del PAT, quindi dal Ministero dell'Agricoltura e Forestale. Abbiamo avuto il riconoscimento come prodotto tipico del Veneto e nazionale. Quindi questa qua è una cosa che andiamo ad aggiungere. Sì, ci abbiamo impiegato 7 anni, però alla fine abbiamo portato a casa questo riconoscimento. Abbiamo fatto diverse fiere per presentarlo. L'ultima edizione l'abbiamo fatta a Codogné, che è sempre nel nostro territorio. Abbiamo fatto un club sandwich con la mela cotogna. Era la festa della mela cotogna, quindi ci hanno aperto una sfida, l'abbiamo accettata e abbiamo creato un club sandwich con la mela cotogna, sia con la confettura che con il frutto vero e proprio. Quindi è stato un bel E trionfo. secondo lei come sapore com'era? Secondo lei? Un petardo. Un petardo. Un petardo. Ha dato la definizione proprio Assolutamente, esatta. sì. Era scoppiettante in bocca, veramente. Sì. C'era questo contrasto della confettura, quindi un po' dolce, e non so se voi conoscete la mela cotogna, ha questa caratteristica qua che mangiata dall'albero è un pezzo di legno, non ha gusto, non ha niente. Come tu gli dai un po' di temperatura, comincia a uscire tutti i profumi della mela. Anzi, se tu hai in casa un cestino e metti delle mele cotogne, dà anche una sensazione proprio di profumo, di freschezza, di frutti all'interno della casa. E noi l'abbiamo fatto allora con la confettura, aggiungendo dell'arancio per dargli un tono di colore, un tono di colore, però il gusto è quello della confettura. E poi abbiamo preso la mela, l'abbiamo tagliata nella sua larghezza e l'abbiamo messa a cuocere per 9 minuti in acqua a 80 gradi e in bassa temperatura, in sottovuoto, e quindi abbiamo estratto i profumi dalla mela e l'abbiamo messa all'interno di questo club sandwich. Per scoprire gli altri ingredienti dovete andare a Codogné e ad assaggiare questo club sandwich. Abbiamo regalato la ricetta, il comune, il sindaco è stato molto contento. C'era anche l'assessore Caner che ha visto in opera il club sandwich del Doge. È stato molto È rimasto, immagino, stupefatto. Stupefatto, sì, la parola esatta. Sì. Io quando l'ho assaggiato per la prima volta ho detto... Sì, noi portiamo avanti questa tradizione. Esatto, bravo. Allora, il club sandwich, lo faccio proprio in 2 parole. Sì. Il club sandwich nasce nel 1762, hanno le parrucche bianche, nasce nel Kent in un posto dove Lord è Lord Sandwich, ecco il nome di queste 2 fette di pane tostate,
si sposta in America verso la fine dell'Ottocento per poi tornare a Jesolo in Largo Tempini dal ristorante Alfredo, dove Benito Stefanel pensa a questa ricetta che lui l'ha vissuta in tutti i suoi percorsi, la rivisita e la pensa per le donne. Il club sandwich del Dogger nasce prevalentemente pensando alla donna. In che modo? Lui mi dice questa cosa, abbiamo fatto un'intervista con il Gazzettino e lui dice questa frase qua. Normalmente il club sandwich fino a questo momento, fino al 1962, è tagliato in due, cioè una fetta di pane in cassetta è tagliata in due, ma da qualsiasi parte che tu gli dai il morso ti scende qualcosa addosso, ti cade qualcosa. Lo so, ho provato infatti questa sensazione, per quello... Ed è bruttissima, è molto sgradevole se sei a cena con una bella donna. Sì. E quindi lui l'ha pensato proprio tagliandolo in quattro, quindi togliendo questo problema qua, quindi il pensiero era lo posso mangiare sia con le posate ma anche addentandolo, portandomelo con le mani. La frase finale, e da lì è partita tutta questa emozione. Mi dice, l'ho pensato esclusivamente per le donne perché non si rovinino il rossetto quando lo mangiano. E allora ho detto, Benito, sei un grande, e da qui abbiamo iniziato un percorso. Ha funzionato, con lui, soprattutto per una donna che porta il rossetto rosso. Assolutamente, noi sono 7 anni che dappertutto. portiamo avanti il progetto e a Jesolo facciamo un contest dove andiamo ad assaggiare i migliori club sandwich del litorale. L'abbiamo portato fuori di Jesolo adesso il club sandwich. Siamo stati a Cavallino, siamo stati a Eraclea Mare. Quest'anno, il prossimo anno, 2026, saremo a Caorle e a Bibbione per andare a vedere dove producono il miglior club sandwich. Fantastico. Con la nostra ricetta. Bravo Gianfranco, Grazie pensi sempre appunto Grazie. all'innovazione. Io purtroppo devo mandare in pubblicità, noi ci vediamo tra pochissimo.